Veneto, Luca Zaia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, per l'ospitalità. Eccolo qua, grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Vogliamo tornare a parlare un pochino anche oggi della questione dei tagli alla sanità, perché insomma è una cosa che giustamente ha a cuore a tutti noi. Approvato almeno la fiducia, ma adesso si conoscono anche i contenuti del decreto enti locali, 2,3 miliardi di risparmi in tema di salute. Il ministro Lorenzin oggi precisa alcune cose: i risparmi potranno arrivare fino a 10 miliardi di euro nei prossimi anni, ma lei dice una parte di questi risparmi, con l'efficientamento, con la razionalizzazione, col famoso costo delle siringhe eccetera eccetera, andranno poi reinvestiti nella salute. Ma staremo a vedere. Intanto ha risposto a lei Zaia che aveva proposto di mandare i commissari veneti nelle altre regioni dove la salute è un po' messa un po' peggio, no? che non in Veneto. Lei ha detto alla Lorenzin le Marche vengono prima del Veneto. Intanto. Guardi, questo è tutto da dimostrare, per onestà, che noi siamo regione benchmark, è proprio scelta da questo governo come riferimento per la virtuosità. Quindi non le risulta questa cosa che ha detto lei? Mi risulta, tanto è vero che abbiamo anche fatto una replica, ma dico anche di più, siamo talmente bravi, e a questo punto ce lo diciamo da soli, perché non applichiamo l'addizionale IRPEF sulla sanità che vale 200 milioni di euro e lasciamo nelle tasche dei veneti. Non applichiamo ticket regionali, a differenza delle altre regioni da noi si pagano solo i ticket messi in piedi dai diversi governi. E soprattutto conosciamo l'immigrazione sanitaria. La contabilità quest'anno si chiude con più di 300 milioni di euro di cure pagate dalle altre regioni per pazienti e quindi i loro cittadini che vengono a curarsi in Veneto. C'è il turismo sanitario verso la regione Veneto, questo si sa, insomma, ma anche verso la Lombardia, anche verso altre regioni. Sì. Mi perdoni, le dirò di più, qui non si tratta di creare conflitti, qui si tratta di curare bene tutti i cittadini, da campione d'Italia a Canicattì. Sì. È nostro interesse che i cittadini vengano curati bene, però ci sarà puro motivo per il quale in Veneto la sanità privata di qualità ma pesa solo il 12% nell'offerta sanitaria pubblica, nell'offerta sanitaria del Veneto. Noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni e se lei avesse modo di chiamare un veneto e intervistarlo le direbbe che da noi è normale andarsi a curare nella sanità pubblica. Se da qualche altra parte in giro per l'Italia la sanità pubblica non è ritenuta di qualità e quindi c'è immigrazione sanitaria o ci vuole il privato perché ti curino e soprattutto si fanno buchi nei bilanci, vuol dire che qualcosa non funziona. Regioni del Sud per esempio? Si sa, le regioni del Sud sono 4 regioni che hanno 5 miliardi di buco della sanità. Glielo dice una regione che non applicando tasse che sarebbero del resto previste nella sanità chiude il bilancio in attivo e abbiamo un tasso di ospedalizzazione medio che è di 7 giorni e quindi noi oggi abbiamo come obiettivo di pensare che il futuro ovviamente non immediato ma un futuro prossimo sia quello di immaginare degli ospedali idealmente senza letti, nel senso che da noi telemedicina, il fascicolo elettronico, insomma tutta una serie di modalità, tutto il tema della prevenzione lo si fa con serietà. Io sono quello che ha aperto per primo in Italia gli ospedali la notte, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica. Se venite in Veneto vi facciamo tranquillamente la radiografia piuttosto che la risonanza o l'attacco. No, non ne ho bisogno al momento, però insomma faccio le corna. Senta, le posso se uno fa un check-up magari la fa senza aver problemi. A proposito di check-up, però l'ha detto lei, no? Perché su questa questione della medicina difensiva lei è d'accordo con il fatto, come dice il ministro, che si può risparmiare su questo, oppure si rischia di mettere, diciamo, a rischio la prevenzione, cioè fare 10 TAC che non servivano perché poi ce n'è una che serviva veramente? Ma guardi, noi in Veneto abbiamo affrontato questo problema, l'abbiamo anche sostanzialmente risolto, poi si può sempre migliorare, per carità. Quindi si può migliorare su questo, cioè delle linee guida del Ministero su questo potrebbero essere utili? No, scusi, guardi, una grande alleanza con i medici di base, abbiamo dato vita alle medicine di gruppo e quindi una grande intesa in maniera tale che ci sia anche, come si può dire, un circolo virtuoso, in maniera tale che la prescrizione sia sempre più obiettiva possibile, ovviamente che non si facciano prescrizioni oltre ogni misura, ma vorrei però anche ricordare che per noi possono fondamentali gli screening, cioè lo screening del tumore al colon retto da noi si fa comunemente dopo i 50 anni, questo ci permette di avere una bassa incidenza di mortalità per il quindi queste cose non vanno assolutamente toccate? No, io sono d'accordo su una cosa con il ministro Ronchi, che comunque si possono ancora fare dei tagli, ma i tagli vanno fatti a coloro che sprecano, perché se un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 € e in giro per l'Italia arriva a costare 60 o anche 80
questo in quale regione? Guardi, io posso dire che abbiamo il governo, il mio governo, mi permetto di dirlo, che io sono stato anche ministro, che se n'è andato nel novembre 2011, ha lasciato 6 decreti attuativi del federalismo e i costi standard pronti all'applicazione. E io dico, vogliamo tagliare? Ben venga, affrontiamo anche questo tema, ma non possiamo tagliare i servizi ai virtuosi perché non abbiamo il coraggio di chiedere agli spreconi di applicare i costi standard. A proposito di spreconi, non so se lei ci inserisce dentro anche la regione Puglia, le faccio sentire che cosa ha detto ieri il presidente della Puglia Michele Emiliano quando gli abbiamo prospettato l'ipotesi che arrivassero, come lei ha detto, dei commissari veneti, visto che avete una o la migliore sanità in Italia, una delle migliori sicuramente. Sentiamo cosa ha risposto Emiliano. Purché siano bravi io li prenderei da qualunque paese del mondo, anche se fossero neri di pelle. Io, a differenza di Zaia, sono convinto per esempio che i medici cubani siano bravissimi e che potrebbero essere utili anche loro. Chiunque abbia delle buone idee può aiutare. Cioè i medici cubani come quelli veneti, secondo lei? Beh, i medici cubani sono straordinariamente bravi. Zaia, innanzitutto Emiliano ricorda un dato ufficiale dell'OMS, che i medici cubani nei paesi in via di sviluppo sono i migliori di quei paesi. Ma dire che la medicina cubana è migliore di quella dell'Europa, che è migliore di quella inglese, migliore di quella tedesca, migliore di quella... No, questo sarebbe una boiata pazzesca. No, lui poi ha specificato, ha specificato una cosa. Sì. Ricordo solo una cosa, tanto per dare la dimensione che non stiamo dicendo puttanate, che i cubani durante l'embargo, non avendo la possibilità di avere la pillola contraccettiva, coltivavano l'agave e usavano quegli estratti, per cui sono diventati bravi anche perché di necessità. È esattamente quello che poi dopo ha detto a onor del vero Emiliano, dicendo con pochi soldi sono riusciti comunque a fare delle cure, a curare tante persone. Però non massacrerei la nostra sanità dicendo che i cubani sono più bravi. Senta, però, minimo anche di decoro e di queste robe, no? Torniamo un attimo al ministro Lorenzin. Lei ha detto che voi governatori eravate tutti al corrente e addirittura che il Veneto, cioè voi, eravate alla presidenza della Commissione Sanità dentro la conferenza Stato-Regioni, che quindi ha monitorato passo per passo l'andamento di questo decreto enti locali. Quindi diciamo lei non capisce il vostro stupore perché diciamo avete partecipato al tavolo e sapevate di questi tagli. C'è un atto ufficiale che dice che il Veneto, la Liguria e la Lombardia non hanno votato, non hanno partecipato al voto alla conferenza Stato-Regioni, dove le regioni si incontrano con il governo per darle l'intesa sul provvedimento, per cui non troverete mai il voto del Veneto e che non ha mai dato l'intesa e ha evitato di partecipare perché altrimenti non ci sarebbe stata neanche l'intesa, e quindi ha voluto lasciare fare abbiamo dato spazio alla volontà della maggioranza delle regioni, da un voluto dare l'intesa, è gentleman agreement, come si dice, perché le altre regioni invece erano favorevoli. Ma per quanto riguarda il ministro Lorenzin, non so se su questo può concordare con Emiliano, che diceva in altri tempi un ministro che non era neanche al corrente che in un decreto entravano questi tagli si sarebbe dimesso. Ma guardi, io penso una cosa, che oggi noi dovremmo fare, io non sono qui per chiedere dimissioni, dico semplicemente una cosa, la sanità è un grande valore. Se il governo ha deciso che tutti gli italiani debbano farsi alla maniera statunitense la polizza assicurativa per farsi curare, abbiamo imboccato la strada giusta. Del resto l'ha confermata anche il presidente Squinzi oggi con delle dichiarazioni dicendo ma si facciano gli sgravi fiscali. Sì, ma gli sgravi fiscali li possono avere quelli che hanno un reddito, quelli che non hanno reddito non hanno nulla da sgravare, per cui rischierebbero di avere un doppio costo se volessero curarsi. Il bisticcio di parole ci dice che i poveri non riuscirebbero più a curarsi, i ricchi si curerebbero perché comunque trarrebbero delle tasse, ma per pagare le tasse devi avere reddito. Non le chiedo appunto di specificare sul ministro Lorenzin perché lei è all'opposizione, quindi per lei tutto il governo si dovrebbe dimettere, credo, non solo la Lorenzin, però non c'è bisogno di essere leghisti per insospettirsi di fronte ai 500 milioni per la Sicilia nel decreto enti locali e i 6.000 lavoratori socialmente utili stabilizzati in Calabria. Venga in Riviera del Brenta, un morto, 92 feriti, 500 abitazioni devastate, delle quali 100 da demolire, oltre 300 veicoli da rottamare, fermi aziendali. Stiamo parlando della Riviera del Brenta, che per noi vuol dire ville venete e significa anche il distretto industriale del Calzaturiero. Tutte le griffe del mondo producono lì. Abbiamo un danno di 100 milioni di euro, il governo ci ha dato 2 milioni di euro. Se volete venire a fare una trasmissione in diretta in mezzo alle macerie,
serie. L'abbiamo fatto in passato, come sa bene lei, Zaia. Sì, siamo ma io venuti vi ringrazio, però dico, avete modo di avere la risposta diretta dei Veneti. Quindi non c'è nient'altro da commentare su questo. No, che è scandaloso, ma guardi, io glielo dico da uomo d'azienda, quando un'azienda va male, l'unica cosa che non devi fare è continuare a dargli soldi. Si manda un commissario liquidatore, si fa in modo che tutto torni in bonis, che si torni alle virtuosità, ma la Sicilia ormai è diventata un posto senza fondo, cioè questo è il dato di fatto. Cioè, ma mi spieghi per quale motivo loro hanno 22.000 forestali e noi che abbiamo le Dolomiti, in Veneto ne abbiamo 400. Se lei riesce a spiegarselo, no, allora è spiegabile. Forse io cambio idea. Cioè, non sono io la persona adatta a spiegarlo, sicuramente. No, ma lo dico idealmente, lei non ha nessuna colpa, al merito di avermi fatto dire queste robe, fra l'altro. Senta, un'altra cosa, che non c'entra nulla però, per chiudere, perché il suo segretario Salvini ha detto che sta per proporre con disegno di legge il ritorno al servizio civile ma anche al servizio militare obbligatorio, una cosa che molti invece hanno vissuto come una liberazione, il fatto che non ci fosse più questa obbligatorietà, una riforma di civiltà, qualcun altro ha detto, io personalmente forse sono quasi d'accordo con Salvini, però le chiedo, lei è d'accordo su questo? Ma guardi, io faccio una premessa, innanzitutto ho fatto l'obiettore di coscienza per scelta, mi sono laureato, ho fatto l'obiettore di coscienza, ho fatto anche mesi in più. Io sono d'accordo su questa proposta, se non altro perché comunque ci permette di dialogare con i nostri ragazzi, magari di trasformare questo servizio anche in un'opportunità di crescita personale, di fare in modo anche di fare un'esperienza nel sociale. Io ho avuto ad esempio l'esperienza con i bimbi disagiati, con gli anziani, e penso che questa esperienza sia stata formativa per me. Molti ragazzi oggi non hanno più modo di fare queste esperienze, le facevano una volta col militare. Ovvio che oggi non c'è più il problema dell'alfabetizzazione, ma ci sono altri problemi, che sono quelli di essere comunità, del senso civico, del bene comune. Direi che io sono assolutamente d'accordo. Quindi è una proposta che potrebbe fare strada. Secondo me sì. Pagando questi ragazzi ovviamente, perché non devono essere trattati come delle persone da sfruttare, ma è una grande opportunità. Senta, l'ultima cosa, sul salvataggio il voto contro l'arresto di Azzolini, il senatore del Nuovo Centrodestra che ha delle accuse abbastanza pesanti, la magistratura ne chiede l'arresto, oggi è stato votato, come lei sa, contro. Serracchiani ha detto che bisogna chiedere scusa. Guardi, io dico questo, non so cosa abbiano dichiarato gli altri, dico quello che penso io. Non conosco la vicenda nel merito, però dico che il Parlamento si deve dare una regola. E allora penso che la regola migliore sia quella di dire male non fare, paura non avere. E quando una persona deve essere interrogata, deve essere sentita dai magistrati, io direi che l'immunità deve essere tolta a tutti, punto e basta. Guardi, io sono Presidente di una regione, penso di essere assolutamente più esposto di un parlamentare, proprio per le mie attività. Io non ho nessuna immunità, rispondo da me stesso, mi pago l'avvocato. Se arrivasse una richiesta di qualche cosa lei andrebbe, punto e basta, tranquillamente. Non ho altre alternative. Perché non ha immunità in questo caso, sì. Io ci andrei comunque, ma comunque un Presidente di regione non ce le ha le alternative, ma non ce le hanno neanche i miei consiglieri regionali, ma neanche i sindaci. Ma cos'è questa storia dell'immunità? Rischia di più uno che governa o uno che fa legge in Parlamento? Secondo me è uno che governa. Chiaro, chiarissimo. Grazie Luca Zaia, buona serata. 800 24 0024